La sesta edizione del Festival delle Ville Venete, organizzata dall'Istituto Regionale Ville Venete, si è spostata martedì 17 settembre in territorio friulano e protagonista è stata Villa Manin a Codroipo. È stata un'occasione importante per affrontare temi condivisi con la Regione Veneto per quel che riguarda il patrimonio da valorizzare. Infatti il Friuli Venezia Giulia ospita ben 400 delle 4.238 ville catalogate, ma anche per fare altre riflessioni sul contesto paesaggistico in cui esse si collocano e i necessari interventi di tutela e fruizione. Noi siamo oggi qui a Codroipo, in Villa Manin di Passariano, con il nostro sesto Festival delle Ville Venete, perché abbiamo voluto veramente lavorare assieme alla Regione Friuli per cercare di portare avanti quello che riteniamo un grandissimo progetto per il nord-est, che è quello della valorizzazione delle Ville Venete. Siamo in questa stupenda dimora per parlare di paesaggio, ma per parlare anche di opportunità che queste ville possono offrire. Iniziamo questo percorso auspicando di poter lavorare sempre più spesso a fianco anche di questa ragione. Io devo ringraziare l'Istituto Regionale Ville Venete per aver scelto anche la villa di Villa Manin di Codroipo, perché questa villa è decentrata rispetto alle ville venete, per cui diciamo venendo anche qui valorizzandola porta qualcosa in più. Io ho curato in particolare in questo periodo, anche ne ho parlato oggi, un progetto comunitario di cooperazione con i castelli del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo cercato di unire le due realtà, l'una castellana medievale di difesa e l'altra invece aperta, dopo la Pax Veneta, aperta alla campagna, aperta all'economia agricola, che sono la civiltà delle ville venete. Le ville venete possono diventare un grande veicolo per tutto il territorio. Nel senso sono molto radicate e possono diventare fonte di ricchezza per tutti i piccoli centri. Sono moltissimi comuni che li hanno, possono essere valorizzate attraverso il turismo, attraverso la didattica e soprattutto attraverso quest'ultimo canale si possono sensibilizzare tutti i cittadini al patrimonio che hanno e che possono vivere. Sì, abbiamo avuto molto piacere nell'ospitare questa giornata del festival qui a Villa Manin, la più importante villa veneta della nostra regione, perché riteniamo che questo sia un aspetto che ci possa legare ancora con il Veneto, insieme anche alla progettazione dei nostri paesaggi, visto che c'è la fortunata coincidenza che entrambi stiamo lavorando su questo tema. Tematica molto importante che la Regione Friuli ha ricominciato ad affrontare con il nuovo assessore, la dottoressa Santoro, a cui speriamo venga affiancato anche l'Istituto Regionale Ville Venete. È una tematica che in Veneto da poco si è concluso con il nuovo piano territoriale di coordinamento della Regione Veneto, a cui appunto l'Istituto ha dato il suo forte contributo.